Era capace di intendere e di volere il quindicenne che il 22 marzo del 2021 aggredì Marta Novello a Marocco di Mogliano. Questo l'esito della perizia effettuata dal consulente della Corte d'Appello, psichiatra chiamato a sciogliere una volta per tutte il dilemma della Corte di Cassazione che aveva rimandato ai giudici minorili veneziani la sentenza di secondo grado con cui si condannava l'aggressore a 5 anni. Rinvio motivato dal Supremo Giudice con la necessità di rivalutare in maniera adeguata il grado di maturità del giovane e quindi la sua capacità di discernere il bene dal male. Stando alla perizia, il ragazzo avrebbe un quoziente intellettivo leggermente più basso della media, ma nulla da far pensare a una sua incapacità sia parziale che totale. Per illustrare la relazione, depositata a fine settembre, ci sono volute oltre 2 ore. Sotto la lente i rapporti del giovane con i compagni di classe, quelli della squadra di calcio di cui faceva parte, con gli allenatori e gli insegnanti. Quel maledetto tardo pomeriggio del 22 marzo 2021, Marta Novello era stata accoltellata mentre stava facendo jogging, una violenza brutale, venti fendenti. Il giovane a bordo della sua bici era uscito di casa poco prima con un coltello per recuperare dei soldi e comperarsi del fumo. Marta venne trascinata a terra e colpita, gravissime le ferite, in particolare ai polmoni. La prossima udienza del processo sarà il 14 novembre e la parola passerà nuovamente al consulente psichiatrico della difesa. Al termine potrebbe essere emessa la sentenza. Il ragazzo attualmente si troverebbe in Inghilterra accanto alla madre.